Siamo usciti subito perché avevamo paura che fossero ancora all'interno dell'abitazione, abbiamo chiamato i carabinieri che sono venuti velocemente da Conegliano e abbiamo fatto fare un sopralluogo a loro perché avevamo paura ancora che fossero all'interno. Sono rientrati nella loro abitazione al piano terra di Via delle Grazie, in centro a Oderzo, a poche centinaia di metri dall'ospedale, ma resisi conto del furto appena subito, sono ritornati subito in strada temendo di trovarsi faccia a faccia con i ladri. Si erano però già dileguati i malviventi che hanno colpito indicativamente tra le 20 e le 22 a casa di una giovane coppia, Alberto Vendrame e la compagna Deborah Bozzetto, intrufolandosi dal retro dell'edificio dove hanno forzato la finestra al piano terra, quella della cucina. Sul muro è ancora visibile un'impronta. Siamo rientrati da una giornata con i nostri amici, io e la mia compagna, e quando siamo entrati abbiamo trovato la finestra sul retro scassata e tutto in ordine dal piano da basso. La mia compagna si è accorta appunto perché c'era la finestra scassata e abbiamo trovato il piano di sopra a soqquadro. Un'azione rapida, qualche decina di minuti, forse nel timore di venire scoperti dai parenti che abitano accanto o dall'occhio di qualche vicino delle abitazioni sul retro. Il tempo di arraffare contanti e preziosi. E siamo rimasti un po' scossi dalla vicenda e hanno portato via chiaramente un po' dei nostri ori, averi, gioielli, soprattutto di mia mamma, insomma ci tenevo particolarmente, però insomma l'importante è che non sia successo nulla a noi, insomma. Rimangono l'amarezza e la sensazione di aver avuto violata la propria intimità domestica. Del caso si stanno occupando i carabinieri, la zona è in pieno centro abitato, dagli impianti di videosorveglianza di abitazioni private e strade potrebbero arrivare indizi utili a risalire agli autori del colpo.